Allora, buongiorno a tutti i nostri spettatori di Venezia Channel. Siamo in diretta, abbiamo qualche secondo di ritardo, ma i collegamenti, come sapete, sono sempre un po' difficoltosi all'inizio, quindi non abbiatevene a male, d'altronde anche voi state arrivando, vedo i primi collegamenti. Allora, come sapete, come funziona la diretta? Io adesso manderò la sigla iniziale, la nostra sigla di Venezia Channel. Voi avete anche la chat per mandare le domande ai nostri ospiti, che scoprirete fra un po', ma sapete già chi sono perché li vedete in questa slide iniziale. Partiamo con la sigla e poi ritorniamo in studio. Eccoci tornati in studio e svegliamo i volti dei presenti. Eccoci qua. Ben arrivata Maria Grazia. Grazie a voi. Ciao Maria Grazia, e siamo con il presidente Sandro Gini. Ciao Sandro. Ciao, grazie. Allora, prima di iniziare volevo fare un piccolo cappello introduttivo, innanzitutto ringraziando sempre coloro che ci seguono, che aumentano ad ogni trasmissione. Siamo già all'11ª trasmissione, che era nata un po' per gioco, un po' per noia, perché eravamo confinati negli spazi qui preclusi e quindi volevamo in qualche modo entrare in contatto. Da lunedì ritorneremo pian piano a vederci, ma la trasmissione continuerà perché ci sarà ancora l'occasione per parlare e in modo più tranquillo e rispettando anche tutte le norme di sicurezza che comunque per le persone diciamo più avvedute rimarranno sempre. E allora, io come in tutti i gialli del famoso Tenente Colombo, non so se ve lo ricordate, voglio svelare subito chi è il colpevole, cioè l'ospite della serata, che però poi riprenderemo dopo, cioè faremo un po' il nostro salotto, il nostro show di questa sera diviso in due parti, una parte dedicata alla degustazione che Maria Grazia e Sandro ci faranno per noi, per tutti quelli che sono collegati, però parleremo anche un attimino del Soave e quindi del grande lavoro che il consorzio, appunto presieduto da Sandro Gini, ha fatto in questo periodo, naturalmente con tutto il gruppo di lavoro del consorzio, che è un gruppo molto, molto bravo, che ho conosciuto personalmente con il direttore Lorenzoni e tutti i collaboratori che sono con loro. Però io vorrei subito dire chi è il colpevole stasera, con chi dovremo combattere, chi sarà la bottiglia che in qualche modo prenderemo in esame, così tutti rimarranno lì in attesa poi di sapere questa degustazione. Chi è? Maria Grazia, è stata tua l'idea, quindi dobbiamo svelarlo subito, poi lo rimettiamo via e li facciamo attendere dopo. Maria Grazia, vai che è stata tu l'idea. Ma devo svelare l'arcano già subito? Svela l'arcano, però poi dice, però ci aspettate. Allora, l'arcano è il vino del cuore, nel senso che, come ben sa Sandro, io sono affezionatissima alla Frosca e quindi quando tu, Luigi, mi hai proposto questo aperitivo insolito con Sandro, sono andata a spulciare nei meandri della mia cantina e ho scovato appunto vecchie bottiglie della Frosca. Perché dico vecchie bottiglie? Perché ero convinta di avere la più vecchia, che fosse la 12, e invece oggi pomeriggio, quando sono andata a rumare, ho scoperto che avevo anche la 11. Per cui stasera io mi sono permessa di doppiare, cioè di portare le due bottiglie, l'11 e la 12. Sandro, sei in difficoltà adesso? Mi mette sì in difficoltà perché io ho portato solo la 12. Non importa, da 11 magari te la dico. Vabbè, faccio presto andare giù in cantina a prenderla, però non voglio sentarmi. Va bene così, ti dico perché tra le due la 12 vince.
vince perché l'11 annata calda sì c'è, però non ha, diciamo, non ha come dire, la grinta che c'ha la 12, ecco. Però Allora, perché le ho portate? Perché a mio avviso una delle grandi, come dire, lacune del consumo italiano del vino è come dire, la paura o l'incapacità, vedete voi, di confrontarsi con i bianchi, non dannata, ma con qualche anno sulle spalle. È un peccato grave perché non si sa quello che si perde. Esatto, e io l'ho fatto in modo provocatorio perché avevo anche un Salvarenza, adesso non ricordo bene l'anno, ma comunque aveva forse 10 anni o forse più, ma quando c'è stato da scegliere ho detto guarda, io rischio azzardo, apro la Fosca, ma potrei, come dire, se li avessi, aprire anche semplice, più immediato, soave classico, e sono sicura che sorprese ne avremo comunque. Ecco. Quando io ho avuto modo intanto devo ringraziare Maria Grazia per diversi motivi, insomma è sempre un piacere parlare e dialogare con lei, ma lei è stata anche la mia prima ospite e ha fatto gentilmente da cavia, perché il primo collegamento che abbiamo fatto era stato Abbiamo molto fatto in maniera un po' rocambolesca, possiamo usare sì, questo termine che chiarisce, che avevo una però voce inudibile proprio. però aveva metallica. avuto un successo incredibile perché mi sembra che siamo andati oltre 1 migliaio di visualizzazioni, quindi insomma 1000 persone che ci hanno visto in quelle condizioni è stato un risultato. Quindi devo ringraziare Maria Grazia perché ovviamente quando si parte la prima puntata è un po' una puntata zero. Adesso abbiamo messo a punto questa piattaforma che è un po' più simpatica, più carina e quindi ci permette di dialogare meglio. Però appunto io fermerei adesso Maria Grazia e Sandro sulla degustazione, perché altrimenti poi vanno via tutti. Sì, Invece certo, io dopo vorrei parlare un momentino, fare un confronto anche su questo Soave, perché adesso con queste il termine è piuttosto brutto, diciamo coi cru, il termine UGA mi sembra unità geografiche di appartenenza, ma quello è un problema, come dire, terminologico, burocratico, ma con i cru prende come dire, il volo, vorrei che tu Presidente un po' ci raccontassi questa storia, come è nata, come si è evoluta e oggi quale valore porta al Soave stesso, ecco. Per noi diciamo è un grande passo in avanti per il Soave tutto, in questo momento poter vantare questo traguardo, questa presentazione, chiamiamola, perché ufficialmente siamo partiti da poco, nel senso che i produttori storici di Soave, le cantine che hanno fatto il nome del Soave, produttori che anche piccoli soprattutto, che hanno portato il nome del cru in etichetta a partire ancora dagli anni 70, 80 e così via, sono stati di pionieri, siamo stati di pionieri, solo che poi la regolamentazione di tutto questo è stata molto successiva. Il Ministero aveva derogato appunto le regole per fare queste unità geografiche, prima erano addirittura menzioni aggiuntive, si parla anche di vigne e c'era una regolamentazione che naturalmente poi doveva essere recepita dalla regione di appartenenza e tutto questo passaggio burocratico complesso ha portato praticamente a ufficializzare il tutto l'anno scorso. Quindi dall'anno scorso e da quest'anno soprattutto la prima vendemmia, parlo della vendemmia ultima 19, è stata la vendemmia nella quale si è partiti a caricare nei registri con il decreto regionale tutte queste unità aggiuntive, questi cru e anche le vigne. Quindi Sandro, dall'annata 2019 potete scrivere in etichetta, giusto? Tranquillamente, sì. Prima era un qualcosa che ogni azienda poteva comunque fare, caricare distintamente il cru nel registro di vinificazione. L'importante era la tracciabilità, poter risalire esattamente all'origine
e avere una sicurezza di provenienza. Questa è la certezza che dobbiamo trasmettere al consumatore. Il consorzio tutto è fatto apposta, e anche tutte le persone che controllano sono fatte apposta perché questo sia rispettato. È la cosa fondamentale, sapere avere una garanzia sull'origine del vino, e quindi, a parte l'origine della zona grande e suave, nel nostro caso qui parliamo anche di microaree, di toponimi, di piccole vigne, nelle quali praticamente dobbiamo essere certi che il vino provenga da lì. Quindi c'è un grosso... Vai pure, Maria. No, ti farei questa domanda che mi sono posta, perché ancora non ho visto effettivamente le etichette, diciamo, già con i cru scritti, ma nel caso tuo, vostro, diciamo, di Gini, siete stati ante litteram i precursori nel mettere in etichetta il nome del cru, no? Perché Frosca di per sé è stato da sempre un cru, no? E che cru, mi verrebbe da dire, sapendo che hai vigne centenarie lassù, no? E quindi, sì, perché sì, dico, però il la domanda era questa, no? Sì. Nel caso tuo, tu hai praticamente Salvarenza, che di per sé non sarà un cru, una menzione aggiuntiva, ma fa parte del cru Frosca, se non erro, giusto? Diciamo, cru, come sarebbe la terminologia francese, rappresenterebbe significativamente una crescita, no? Una crescita che io intendo non della vigna stessa, ma proprio del vino che nel tempo cresce, cioè che si fa. Cioè, sì, ma ha potenzialità, dire, esempio, ma la Frosca, cioè il vino che tu adesso chiami la Frosca, soave classico, dal 2019 continuerà l'etichetta ad essere questa o sarà diversa? Sì, no, che Frosca rimane, è un cru. Rimane un'etichetta storica, quindi rimarrà così. Salvarenza, che diciamo è situata nella Uga Frosca, praticamente nella collina di Frosca, però rappresenta il cuore, sostanzialmente una piccola parte centrale, quella la chiameremo vigna, cioè è sempre stata chiamata vigna, di vigne molto vecchie, però vigna. Quindi ecco la differenza tra una vigna e un'uga, un'unità geografica. L'unità geografica è un'area un po' più larga, che comprende magari anche altri produttori, viticoltori, e quindi può essere condivisa. La vigna invece diventa un qualcosa un po' più di personale, di riservato all'azienda, vino aziendale, l'espressione, ecco. Quindi cioè l'unità geografica può essere, come dire, in comune di più produttori. Entrambi potremmo definirli cru, entrambi, no? Perché questa terminologia ormai del cru è entrata, se fossimo ancora in Francia, in Borgogna soprattutto, li chiameremo anche climat. I climat praticamente sono un qualcosa che rappresenta il terroir, che rappresenta il microclima, l'ambiente stesso, che nel nostro caso fortunatamente nell'area suave abbiamo delle colline che veramente fanno la differenza. I vini non sono tutti uguali, è per questo che stiamo puntando molto lì, perché il nostro patrimonio, tra l'altro riconosciuto dalla FAO, è veramente questo: grande differenziazione nella composizione dei terreni, nei suoli, nella esposizione, nei microclimi, e quindi tutto questo favorisce un'espressione diversa tra delle parcelle divitate, a differenza di altre poste su altre colline, in alti versanti. Ogni microarea ha questo climato, questa espressione completa, no? che comprende un po' tutto, compreso anche la biodiversità, cioè la presenza magari di boschetti, aree verdi magari incontaminate dove si riproducono gli insetti. Tutto questo contribuisce a fare quel piccolo equilibrio o grande equilibrio, come vogliamo chiamarlo, che fa dare praticamente al vino veramente una connotazione particolare. Vorrei citare, per esempio, tanto per una mia esperienza personale che ho fatto ancora nella giovinezza, quando ho scoperto, no, per la prima volta la correlazione tra il profumo del bicchiere, no, del vino, soprattutto in primavera. Primavera, se andiamo nella vigna, troviamo in alcuni casi, la mia esperienza riguarda praticamente le piante di acacia in fiore, che praticamente sono delle piante che durante la primavera fioriscono, fanno dei grappoli molto belli, profumati. E in quella domenica che ho raccolto questi grappoli, portati a casa un paio di grappoli per farli sentire ai miei figli, ho detto: ma
questo profumo mi ricorda il vino Frosca, il vino Frosca nella sua giovinezza. Infatti, cosa abbiamo fatto? Abbiamo praticamente stappato una bottiglia e l'espressione in quel preciso istante sembrava che fosse proprio uno nell'altro. Nel Frosca si sentiva, nel vino si sentiva, fatto sotto, nella vigna sotto queste piante, si sentiva venire fuori il profumo di questi fiori d'acacia. E quindi c'è una correlazione della natura che è straordinaria. Poi è stata fatta una ricerca dal professor Tommasi su questo e anche su altre realtà, su altre piante. Abbiamo sperimentato con frutti di bosco, con tante altre cose, e finalmente che Diego Tommasi ha detto: Sandro, la tua percezione è stata veramente qualcosa che ha percorso i tempi, e ho riscontrato ufficialmente questa correlazione a livello analitico. Quindi la natura ci riserva delle grandi sorprese, ed è per questo che dobbiamo differenziare anche nelle etichette la zona di produzione, il toponimo, la piccola località, la frazione, perché è una ricchezza. Ma io vorrei quasi dire che non potremo più parlare del soave, dobbiamo parlare dei soave, i soave. Esatto, cioè nel senso, soave è importante, ma diventa un comprensorio soave, cioè il comprensorio dove comprende tutte queste meraviglie, no? All'interno di questo comprensorio spiccheranno le varie espressioni delle varie colline, delle varie vigne, e questo sarà un lavoro da fare soprattutto per le nuove generazioni molto, molto importante. E penso anche per il consumatore, tutto sommato, andare alla ricerca di queste diversità, cioè non è più che prendo la bottiglia di soave e la porto a casa, no, vado in qualche modo a dire: oggi voglio provare questo, domani quell'altro, che vedo magari anche nella grafica delle bottiglie, l'individuazione delle aree, eccetera eccetera, aiuterà nell'esplorare dal punto di vista vitivinicolo un'area così complessa. Io ho visto, e nella mia esperienza appunto che ho di vinificatore, è una ricchezza praticamente dell'espressione qualitativa dei vini, degustati alla cieca, a partire già da 3-4 mesi dopo la vendemmia, e delle varie colline, dei vari terroir nel soave, sono incredibilmente affascinanti, perché già da subito hanno un carattere, e questo carattere lo dimostrano dopo 3 mesi, 6 mesi, un anno, e mano a mano che si va avanti mantengono la differenziazione espressiva, e questo è fondamentale. È veramente una grande opportunità per il soave poter mettere il naso e sentire le nuance di differenza tra una zona e l'altra. Anche interviene poi anche lo stile del produttore nel vinificare, perché l'uomo fa la sua parte, e questo è un lavoro che ognuno sa interpretare a modo suo, ed anche questo arricchisce e dà un contributo ancora maggiore alla nostra area. Mi stavo chiedendo, Sandro, sull'origine del nome del toponimo, la Froscano. Ho letto appunto che si fa risalire alla frasca, ma a me verrebbe più quasi da dire Frosca come fresco, cioè non so fresco, frosca, se hai ragione, allora sarebbe probabilmente va sulla seconda, cioè sul fresco, sul freddo. In realtà la collina abbiamo visto che già gli austriaci, quando era impero austro-ungarico qui nel Regno Lombardo-Veneto, avevano fatto la mappatura di tutta l'area qui nel 1700, e in effetti la collina Frosca era chiamata Monte, non Frosca, ma Monte La Fredda. Quindi cosa significa questo? Che già allora era denominato fredda, fresca, frosca, poi naturalmente il nome si è un po' evoluto, e ha ragione questo nome, perché da ricerche fatte successivamente negli ultimi 10 anni si è visto che questo piccolo areale è praticamente caratterizzato da correnti fredde e da sbalzi termici veramente incredibili, che superano tutta l'area del soave classico, di almeno 7-8 gradi in più di differenziazione, e questo carattere praticamente di aria fresca, quindi fresco, frosca, la fredda e quant'altro, dà energia al vino, diciamo soprattutto sui precursori aromatici del vino stesso, veramente un qualcosa che gli aiuta a esprimersi e a mantenersi. Beh, allora adesso prendiamo il bicchiere, vero? Prendiamo il bicchiere. E ora allora
Io naturalmente non posso, ho Non un bicchiere potete, nascosto non perché ho potete. questa wine experience, non posso rivelare. Beh, ve lo faccio vedere, è anche questo un bianco, però non arriva a quei livelli, quindi non potrò fare una Facciamo anche degustazione vedere la con voi. bottiglia. Facciamo vedere la bottiglia. Aspetta, perché qua perché ho eccolo qua. Forse Eccola lì, riesco, eccola qua. che è vero, non stiamo bluffando, hai aperto sul Ho serio la aperto la bottiglia. Fusca 12, che 12. se non ricordo male, Sandro, fu Sì. un'annata abbastanza fresca, Sì, equilibrata, fresca equilibrata. e diciamo Rispetto che all'11 dico, perché l'11 fu sì, più un po' più calda. calda, un po' più calda, Mm. un po' più di... Allora normalmente viene sempre da pensare alle grandi annate, no? Quelle soleggiate, quelle belle, ma in realtà abbiamo visto che nel tempo sono le piccole annate, cioè le annate Sì, inferiori, sì, no? Quelle sì. considerate subito un po' meno a primeggiare, a rifarsi nel tempo. Si rifanno perché con la loro freschezza, la mineralità più marcata in questi vini, soprattutto in annate molto piovose, per esempio il 2002 è stata un'altra annata fresca e piovosa, questo carattere minerale è più energico e dà maggiore anche longevità A al me ha vino. stupito molto di questo 2012 annata fresca, un colore molto intenso, dorato, brillante. Nell'11 è lievemente più scarico, quindi mi verrebbe da dire annata calda più densa, annata fresca meno densa. In realtà qua il colore è molto più intenso nell'annata fresca. Sì, E il naso è meraviglioso, non c'è nessuna, dunque 2012 vuol dire 8 anni, non c'è nessun cenno di ossidazione, ma tutto un ventaglio, subito la pietra, cioè questo senso proprio quasi di pizzicore al naso, no? Della pietra un po' bagnata, e poi miele, poi fiori bianchi. Ma quello che fa di questo vino un grande vino è la parte gustativa, che è piena, con una freschezza e una sapidità soprattutto nel finale molto accentuata. Insomma, è un vino che non dico che sembra fatto ieri, perché no, però ha una freschezza tale che se ti apri la bottiglia, insomma, te la finisci anche, insomma, non la lasci certo lì. Dimmi qualcosa, Sandro. vabbè, in effetti il sale, no? Il sale in bocca Sale. che lascia praticamente qualcosa di veramente energico che ci tira su, no? Ci dà quella, anche noi quell'energia la sentiamo dalla terra, ci passa dentro è veramente tutto una trasmissione di questa energia che la vigna sa estrarre, perché queste sono vigne che hanno più di 100 anni, quindi il vigneto è molto vecchio. Abbiamo preservato tutte le selezioni fatte ancora da mio padre, mio nonno, mio bisnonno. Non abbiamo mai estirpato nessuna vigna, volutamente, io e Claudio, perché sono il nostro grande patrimonio, le viti Sei stato vecchie. lungimirante, hai Sì, visto lungo. ho visto lungo perché quelli prima di me, devo dire, hanno lavorato bene, hanno fatto dei vigneti con molta attenzione, con molta cura, e non li hanno forzati con concimazioni, per fare quintali di uva, che sono sempre stati curati veramente bene per fare grande qualità. E anche la produzione contenuta, quindi la vigna Che rese ha sempre hai dato. qua? Che rese hai? Qui diciamo siamo intorno in vino per ettaro intorno ai 40 ettolitri, 40-45 massimo, poi qualche annata 38, cioè Sì, dipende dipende, sì, sì. perché qui bisogna fare veramente una grande selezione, cioè bisogna, anche noi, qualche vite naturalmente muore durante anche la loro vita, quindi va rimpiazzata, ma nel rimpiazzo quelle viti lì vengono escluse dalla vendemmia, vengono raccolte a parte e quindi non si mettono insieme. Ed è tutto un lavoro certosino di attenzione, perché sono sono i dettagli poi che fanno grande un vino. Beh, quella volta che sono venuto ospite da te mi hai spiegato appunto quanta attenzione
ci vuole per fare un vino del genere, cioè proprio come dici tu, i dettagli, andare a vedere, Sì, sì, separare, sì. eccetera, c'è un lavoro che se non c'è dietro una passione, non è un lavoro, cioè se fosse un lavoro non verrebbe così, No, 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 insomma. no, Cioè. deve esserci una grande passione, ma anche delle grandi intuizioni, secondo me, per andare avanti, perché abbiamo sempre bisogno, in base anche ai cambiamenti climatici, per esempio, in base al periodo storico in cui viviamo, la disponibilità di tempo che possiamo dedicare a una vigna. Il problema più grosso che io ho affrontato nella mia prima giovinezza, parliamo di quando ero da bambino fino all'età di 8-9 anni, andavo con mio padre a cavallo, col cavallo nella vigna Frusca. Si andava là, si Certo. lavorava col cavallo, ero attento, guardavo, poi lo lasciava guidare, no? Col carretto, tornando mi faceva io per farlo partire, per frenare, e dei ricordi veramente belli. Anche perché il clima molto più rilassato, molto silenzio, gli Vorrei uccellini che fare cantavano. un pensiero a omaggio a Olinto e alle sue grandi mani. Esatto. Sì. Un pensiero al grande Olinto. E poi Comunque, no, siamo insomma, per passati. dirla. Sì, no, volevo dirti che siamo passati poi che è arrivato il primo trattore, ma naturalmente il trattore nella vigna, naturalmente c'erano dei trattori che passavano dentro la vigna, sotto le pergole, ma le pergole cosa avevano al tempo? Erano tutte zappate a mano, quindi con la zappa si andava a raschiare quella crosticina quando l'erba stava per cominciare a germogliare, quando era ancora molto molto piccola, prima che cresca, e lì si teneva proprio veramente come un giardino sempre Pulito, zappato. certo. Quando pioveva il temporale un po' di terra andava giù, quindi col badile andati a fare curare i solchi, mettere a posto, riportare la terra. Guarda, dovresti scrivere un libro, te lo dico in dialetto. Sì. Allora a un certo punto, Mario Grazia, a un certo punto arriva che andiamo andavo a aiutare a fare qualche trattamento da studente, no? A tirare le gomme, perché si entrava non col trattore, a mano, con un colpo di qua, un colpo di là, e io dietro a tirare le gomme a mio padre dopo quello che buttava fuori il zolfo, certo. e rame, e io dietro, solo che quando era secco va bene, ma quando era bagnato le gomme diventavano da piccole così, diventavano grossi così, tutte piene di terra, quindi senza quanti, tira queste gomme. Quando sono arrivato che ho finito scuola enologica, ho detto qua bisogna cambiare, perché la zappa più nessuno voleva usarla, era difficile trovare, e sono stato un pioniere dell'inerbimento in zona Soave, in collina soprattutto. Ho detto proviamo a inerbire, perché una volta l'erba tu, era Sandro, sei considerata stato un pioniere di tante cose, perché mi hai raccontato di tanti piccoli brevetti che ti sei inventato e che poi sono diventati ufficialmente delle macchine, delle attrezzature. Sono un creativo, dai, un po' la testa un po', che mi diverto delle volte. Ecco, quindi siamo passati dalla zappa, quindi siamo passati all'inerbimento dei vigneti, dove finalmente si potevano anche meccanizzare quei trattori. Lì è stata la svolta, abbiamo visto che nel tempo questo inerbimento spontaneo naturale andava bene, niente uso di diserbanti, è vietatissimo, quindi quello assolutamente nel modo più assoluto. L'erba che viene ogni tanto trinciata o comunque zappata sulla fila, perché le viti piccole vanno zappate ancora, il filare delle volte è meglio zapparlo anche adesso, però in mezzo tra un filare e l'altro l'inerbimento va bene, ed è qualcosa che mantiene solida la terra, non c'è bisogno di continuare ad andare su giù a spostarla, e funziona tutto. Si sente, si sta per... Vorrei fare una pausa per passarvi alcuni saluti che arrivano dalla chat di persone che si sono collegate. Arriva un caro saluto da Alberto Padovan, che ti ricordi l'abbiamo fiera lo scorso anno al Vinitaly. Susan ci parla grande Frosca 2011-2012. Gaetano Zanella, un saluto a Maria Grazia e a Sandro, e anche un ricordo per Olinto. Quindi insomma vari messaggi, ma io pregherei Maria Grazia ancora di ritornare su questo Flow Sky, perché
molto volentieri sul 12, che adesso, rimanendo nel bicchiere, io in realtà la bottiglia l'avevo aperta una mezz'oretta prima, ecco, perché volevo un po' anche lasciarla aprire. Adesso nel bicchiere, prima vi parlavo delle sensazioni più, brutto termine, molto usato, però qua ci sta, minerali, cioè di questo senso di sapidità e quasi di pietra, no? Di pietra bianca che comunica questo sentore quasi piccante. E adesso invece il bicchiere si apre su tutta una gamma di frutta matura, che può essere la susina, può essere anche un frutto tropicale giallo. È molto molto interessante, un bicchiere di grande, come dire, di grande completezza, ecco. Lo trovo veramente un vino perfetto, non è nessuno, ma insomma qua rasentiamo la perfezione. È un grandissimo bicchiere. E tanto per dire, con l'11, che invece è l'annata più calda, abbiamo invece dei riflessi più verdi, per quello che mi ha spiazzato, perché dico annata calda, questo ha un riflesso più verde, è un po' meno concentrato anche nei profumi, e qua invece c'è come primo sentore, primo ventaglio di profumi, un insieme di profumi di erbe balsamiche, aromatiche, e sotto sotto c'è sempre quella punta, no, di pietra bianca che ti solletica. Però il primo impatto è più, non dico vegetale perché non lo è, ma senti questa punta di erbe. Al gusto, confermo, rispetto al precedente è un pochino meno concentrato, è più, tira più verso questa, come dire, questa parte verde, chiamiamola, strano perché è un'annata calda, e io sento invece questa parte verde, cioè, o comunque dei profumi molto più misurati, molto più stretti, ecco. Non so perché, dovresti dirmelo tu, Sandro. I vini Buonissimo anche questo, completamente diverso. riservano sempre delle grandi sorprese, perché il Sorpresa, e vino anche questo ha dei buonissimo. periodi nei quali si apre e poi magari si richiude anche in bottiglia, cioè dopo qualche anno può magari richiudersi per riaprirsi magari quando lo decide lui, ed è per questo che poter fare delle verticali è un qualcosa Qui per di molto esempio interessante. in questo 11 la famosa mandorla finale la senti molto di più che nel 12, cioè è un vino più, come dire, più squadrato, non so Più come dire. squadrato, sì. Lo trovo più squadrato, meno così ricco di descrittori, però sempre piacevolissimo di beva, finisce anche qua senza problemi la bottiglia. E quello che mi preme dire è meno male, cioè 2 annate che si confrontano e per nostra fortuna sono diverse nel bicchiere, perché diciamo, mi preoccuperei se trovassi Un le appiattimento, stesse cioè, cose sì, in uno e nell'altro, cosa che qui non è. E certo. quindi questo E- significa che il produttore, Sandro e suo fratello, rispettano assolutamente l'annata e quello che l'annata esprime e dà attraverso l'uva, e questo è una cosa Quello, importantissima. sì, quello che sorprende, e si cerca appunto di farlo risaltare nel rispetto massimo dell'attenzione quando si vinifica, si trasforma l'uva, in maniera da non interferire nel percorso naturale dell'evoluzione del vino, è quello di lasciare i vini che si facciano da loro stessi. Ma quello che sorprende appunto nell'evoluzione di questo vino e anche degli altri vini che facciamo è che nel tempo passano gli anni, passano 5, 10, 15 anni. Ogni volta che si assaggia magari la medesima annata, tu dici: ma come, qui siamo già, ma senti come, dove è arrivato? Dopo 15 anni tu dici: ma questo vino è già arrivato alla fine. Ma ti sorprende che magari lo astappi dopo 5 anni e ti dici: ma come? Guarda com'è adesso. Ma veramente siamo arrivati anche a degustare vini di 25, di 28, quasi 30 anni, e devo dire che la vita non si sa mai quando finisca.
e quindi c'è sempre qualcosa che possono raccontare. Ma Anche questo perché concetto è eh, interessantissimo, con cui siete partiti sia Maria Grazia che tu, cioè il fatto che questo Soave regala sensazioni negli anni, quindi non dobbiamo interpretarlo come un vino, come dicono con un termine molto brutto, di pronta beva, no? È un vino che possiamo bere oggi, ma possiamo tenerlo lì, ma possiamo berlo fra qualche anno e anzi ogni anno probabilmente ci regala qualcosa di differente, come ha detto anche oggi Maria Grazia, parlare, cioè non abbiamo uniformità o omologazione di gusto, no? Abbiamo dei vini vivi che cambiano nella bottiglia, cambiano negli anni, no? Io sono infatti molto la... grata a te, Luigi, per questa occasione, perché il problema della bottiglia con qualche anno, di bianco soprattutto, di vino bianco che ha qualche anno di più sulle spalle, è che se va bene te la bevi tu, nel senso che se hai dei commensali e degli amici con i Non ti quali azzardi. bere, se tu appena gli dici dai apriamo un Soave 2016-2018 e te guarda quando oggi così come un Soave 2016 vecchio, no? E quindi il problema di persone come me, che ovviamente sì, lo possono fare per loro diletto, ma diciamo così, è sempre piuttosto difficile dire sì, apro una Frosca 2011 o 12 da sola perché voglio vedere com'è. Ti piacerebbe poter appunto condividerla, no? E quindi questa è stata un'occasione, non l'ho sicuramente persa, mi sono gettata a capofitto dicendo sì, è l'occasione giusta per aprire la Frosca che ho in Ma, cantina da un bel po'. Presidente, io penso che eh, su questo come consorzio, come no, cantine dovete lavorare molto perché secondo me c'è appunto ancora un po' l'idea, come diceva Maria Grazia, che il infatti Soave sia un vino ho così dato da subito bere. l'ordine, ho dato l'ordine di vietato assaggiare il 2019 fino a settembre. Non mandiamo Bon, via nessuna ok. bottiglia, parlo dei cru e delle vigne. Non vogliamo che esca dal consorzio della zona del Soave alcuna bottiglia col campione, neanche per i giornalisti dei vini, perché sono crudi, non sono Siete messi pronti. male perché le guide lavorano tutte Lo adesso, so, quest'anno faranno però fatica lo stesso perché non potendo così fare degustazioni di gruppo perché sono vietate, cioè sono impossibili, voglio ben vedere come possono fare. Ma questa è un'ottima idea, no? C'era l'idea di unire la preview con il Soave Versus a settembre, no? Che non so, sì, probabilmente salterà, non so, ci beh, puoi sì, dire qualcosa? ormai per il Suave Versus forse è in corso Mm. un nuovo pensiero, sarà una bella novità, lo dobbiamo rivedere ancora in funzione di questo coronavirus. Volevamo, anticipo solo, volevamo coinvolgere la città di Verona, soprattutto perché l'abbiamo fatto la Gran Guardia nell'anno scorso, negli ultimi 2 o 3 anni, con grande successo. Quest'anno vorremmo riprendere un po' in modo diverso con una bella novità, saranno coinvolti i ristoratori e quindi ci saranno insomma delle cose molto interessanti perché i ristoratori hanno bisogno in questo momento di essere aiutati, Però stimolati. Sandro, Posso? permettimi di tenere i piedi per terra, io ve lo auguro a settembre, però la vedo dura, nel senso che speriamo, No, ma non vogliamo fare eventi. No, manifestazioni con grandi afflussi, no, non la secondo me facciamo, non... abbiamo già deciso di non ecco, farla. eh. Si faranno piuttosto delle piccole degustazioni locali, ma molto più così semplici, ridotte, molto controllate. Ma Però scusa insomma, Sandro, ma avendo a disposizione i mezzi tecnologici come ad esempio quello che stiamo usando adesso, ma potrebbe essere ma questo discutibile, sicuramente, no, si questo potrebbe sì. pensare di fare anche una cosa online, chiamiamola, no? Mettendo a disposizione dei vari degustatori o giornalisti una serie di campionature e per fare poi una manifestazione proprio anche, no, attraverso Sì, questi sì, sì, mezzi, sì, sì, sì. no, Questo per è già in seguire, programma, il è già pubblico può programmato. seguirla
magari a tappe, nel senso faremo, non so, 5 serate, 5 degustazioni diverse con persone diverse e vini e soave diversi del 2019 per poter così fare una panoramica dell'annata, perché la vedo dura fare una manifestazione a settembre, insomma, però No, ovviamente esatto. l'auspicio c'è. Certo. Ma Saranno permettetemi un attimo degustazioni di fatte in modo interrompervi, nuovo. perché effettivamente quello che stavi dicendo tu prima, Presidente, un po' lo sto anch'io proponendo con tutti gli amici che conosco. Secondo me ci deve essere una grande alleanza tra il settore della ristorazione e le cantine, perché Altro queste che. difficoltà insieme potete superarle molto di più che separatamente. Oltretutto, anche oggigiorno la tendenza, anche sentivo, vabbè, i virologi ogni giorno cambiano parere, però l'aria aperta aiuta. Abbiamo un periodo estivo che ci può aiutare prima dell'eventuale ritorno, per cui in qualche modo le cantine si prestano anche tantissimo con un'alleanza appunto con la ristorazione per ospitare all'aperto nei vigneti determinate situazioni non a rischio. Tu cosa ne pensi, Sandro? Sono perfettamente d'accordo e stiamo lavorando su questo. Noi abbiamo spazi, abbiamo vigne, abbiamo anche cantine, insomma, dove lo spazio per noi, per degustare dei vini, per il ristoratore, per i clienti del ristoratore, sono veramente molto più ampi e si possono fare praticamente delle cene, dei pranzi, qualsiasi cosa con degustazione inserita veramente importanti, perché se arriva il ristoratore che sa fare il suo mestiere ed è un grande professionista e sa cuocere e presentare i piatti in un determinato modo, messi insieme con le novità che ci sono nelle nostre cantine, unite ancora alla bellezza del paesaggio, contesto, il verde rilassante delle colline, esatto. l'aria che respiri e tutto quanto questo saranno serate indimenticabili Uniche, che secondo uniche. me dobbiamo veramente puntare su questa cosa, questo aspetto. Io credo che i ristoratori adesso debbano un pochettino fare un passo indietro, avrebbero un ritorno inferiore a ospitare le persone all'interno di quattro mura, perché ovviamente le difficoltà sarebbero tante, e cercare di uscire. Ma io credo che veramente la creatività italiana, veneta in particolare, non conoscerà ostacoli, cioè sono convinto che delle proposte, delle idee che verranno dai consorzi, penso anche molto ad esempio al rapporto dei consorzi in questa fase, perché noi ovviamente quest'anno è un po' per tutti dato perso il mercato straniero, per cui chiaramente andare a portare turisti da fuori d'Italia in Italia sarà dura, ma potremmo lavorare per il mercato italiano, cioè cercare di nuovo di portare gli Italia, perché succedeva che gli stranieri venivano in Italia, gli italiani andavano all'estero, adesso quest'anno forse potremmo trovare l'occasione di un bilanciamento di questa cosa. Cosa dici, Sandro? Sì, no, possiamo assaporare di più quello che c'è in Italia quest'anno e essere più consci dei grandi valori che abbiamo, soprattutto conoscere meglio anche i nostri ristoratori poter magari comunicare, dialogare e soprattutto anche portare i nostri amici, le persone magari che a frequentare questi locali che magari prima, non so, non avevano occasione di andare a fare qualche cena con molta calma e serenità e Tu cosa soprattutto dici, Maria poter. Grazia? Ma io sì, l'ho già ribadito in un'altra occasione, in altre occasioni, che questo lockdown e comunque queste restrizioni al movimento delle persone hanno, come dire, spostato il focus al consumatore finale, cioè non essendoci a disposizione l'enoteca, il bar, il ristorante dove tu vai a mangiare o conseguentemente a bere, l'interesse, diciamo, di un consorzio o dei produttori si è per forza diretto al consumatore in prima persona attraverso, per la ristorazione, prima la consegna a casa e adesso il take away, no?
che è sicuramente la strada da percorrere almeno nel futuro prossimo, perché non vedo, cioè si insiste molto 1 metro, 2 metri all'interno del ristorante, però francamente è un po' tanto complicato. entrare in un luogo chiuso in questa situazione dove non abbiamo È un po'... ancora cose sicure No, ci vorranno un po' di mesi ci vorranno dei mesi, sì. quindi la Nel ristorazione ha frattempo puntato appunto abbiamo sulla tutta l'estate consegna, da giocarci, insomma. sul Tra l'altro, delivery e sul take away e la cantina sulla consegna diretta. E ho visto tra l'altro che da pochi giorni mi è arrivata appunto il comunicato stampa del consorzio, Sandro, appunto di quell'iniziativa Bevi Soave e Sogna, come dimmelo in inglese che non me lo ricordo più, cioè in sostanza avete fatto un sito, no? Dove rivolgete proprio ai consumatori finali esteri, ma soprattutto italiani, dicendo: guardate, ci sono le cantine che vi mandano a casa il vino, cioè vi diamo questa piattaforma per facilitarvi il reperimento e quindi la consegna del vino a casa. È un nuovo modo anche per scoprire il valore del Soave. Sì. La negatività del momento mi sembra un'occasione più unica che rara per concentrare gli sforzi su quello che è il mercato interno, quindi il consumatore italiano, che insomma diciamo l'avevamo un po' messo da parte con tutta questa storia degli stranieri, grandi giri all'estero, giustissimi, però come ben sappiamo il Soave ha bisogno di essere rivalutato anche all'interno del mercato domestico. Sì, deve anche, come dire, recuperare una sua centralità che purtroppo in un brutto periodo aveva perso. E comunque vedo che quello che hai detto tu, Sandro, che stavamo parlando, io non conoscevo, almeno così sai, io poi ho sempre una memoria un po' labile. Gaetano Zanella è un ristoratore, dice: bravo Sandro, noi ristoratori vi portiamo il picnic gourmet in vigna. Questa mi sembra veramente una bella cosa. Sì. Bello. Perché portare oltre il picnic gourmet che con tutta quanta la bravura del ristoratore, e portare i consumatori, il cliente finale, l'appassionato che gli piace andare al ristorante a mangiare bene, a portarlo in vigna. Ma quando viene qua e vede queste bellezze di vigne, ma veramente resterà a bocca aperta, perché non conoscono ancora la nostra realtà. E poi si fissa l'idea della bottiglia, dopo quando va a comprarla l'idea gli è rimasta nella memoria, no? La bottiglia diventa 100 volte più buona se la beve qui nella vigna, perché sicuramente avrà modo di scoprire quale potenzialità abbiamo qui nelle nostre terre. Ma veramente noi abbiamo oggi un riconoscimento mondiale che è patrimonio dato dalla FAO. Praticamente sono solo 54 siti al mondo che hanno ottenuto il patrimonio FAO, e noi siamo uno di questi 54 siti nel mondo, perché hanno fatto una valutazione non solo la bellezza così esteriore, ma quello che è rimasto invariato dal passato, quindi tutto quello che avevamo di storia, cioè la parte soprattutto viticola, no, dei nostri vigneti, le colline del Soave, la pergola, le murette a secco e quant'altro, è rimasto inalterato e conservato alla meraviglia per generazioni. E questo non abbiamo fatto nessun lavoro di istruzione, di sboscamenti, quant'altro, abbiamo mantenuto anche le piccole aree verdi, le cose. Adesso l'area del Soave, le colline del Soave, le passeggiate che si possono fare sono qualcosa di incredibile. Chi viene qui a Soave, a Monteforte, a Roncà, a Colognola, e tutta l'area collinare, poi si vedono anche i vigneti della pianura, ma le colline stesse sono un comprensorio perlomeno di 3.500 ettari di solo di colline, altri 3.000 di pianura di pedemonte e pianura che circondano le colline. Ma sono colline veramente che sono una magia. Camminare, passeggiare nella massima tranquillità e serenità e poter poi degustare anche il vino lì è veramente qualcosa di... Credo che diventerà un'opportunità, perché un po' noi siamo talmente abituati a questa bellezza
che certe volte un po' la trascuriamo, diciamocelo pure. Siamo fortunati che noi viviamo, giriamo, passeggiamo tra monumenti, facciate storiche, vigneti, paesaggi. All'estero non è così e certe volte un po' li sottovalutiamo, un po', ecco. Forse questa forzatura di non poter andare all'estero o avere difficoltà ad andare all'estero, eccetera, ci permetterà di vivere queste situazioni, tra l'altro anche con tanta sicurezza, perché voi imprenditori, io vedo le trasmissioni, cioè, ci state mettendo tutto e di più, cioè se c'è da mettere una mascherina ne mettete due, cioè faccio per dire, nel senso che c'è un'attenzione alla sicurezza veramente importante, perché insomma la vita umana viene per prima e chiaramente se non abbiamo consumatori non possiamo neanche consumare, quindi sicuramente questo è importante da parte vostra e mi fa molto, molto piacere. Un saluto a Maria Grazia da parte di Valeria Biondaro, ecco, quindi Grazie. Valeria ti saluta, Maria Grazia, e io vorrei ritornare un po' anche sul discorso del consorzio, un po' ci hai anticipato anche prima che ci saranno, come dire, una riorganizzazione degli eventi per far conoscere il Soave e quindi sempre una grande vitalità. Io volevo anche un po' ricordare questa grande macchina del consorzio, perché come dici tu, una macchina di controllo, una macchina di promozione, una macchina organizzativa. Io faccio due nomi per tutti, uno Aldo Lorenzoni, il direttore che c'è sempre, non manca mai, e la Chiara Maria Mattiello che altrettanto ci mette di più dell'anima, perché l'anno scorso in un giro per i giornalisti, addirittura nonostante avesse subito un incidente, lei era comunque pronta la mattina al suo posto, quindi veramente potete contare su una grande macchina, Presidente. Sì, abbiamo un team eccezionale e strepitoso, soprattutto donne, perché abbiamo anche l'ANA, abbiamo praticamente un'equipe che veramente è solida, energica e soprattutto ha dato nel corso degli anni praticamente grande lustro al consorzio. Praticamente quando vado in giro anche per l'Italia, parlo con i giornalisti, mi dicono ma il consorzio del Soave per noi è il numero uno in Italia. Perché è organizzato, sa fare, proporsi sempre nuove idee, ci chiamano. Non volevo dirtelo perché sembrava una lustrata, No, ma in effetti perché si parlava l'altro giorno con qualcuno, dico, secondo me con tanti consorzi che ci sono in giro, quello di Soave primeggia in tanti settori, e in effetti quest'altro giornalista che era con me, quest'altro amico e collega, mi ha detto effettivamente siete fortunati perché è una struttura veramente all'avanguardia, insomma, quindi complimenti a te che ne sei presidente e complimenti a tutto il gruppo capitanato anche, da Aldo, insomma. Io vorrei fare a Sandro una domanda da parte anche di tanti così appassionati che si stanno un po', come dire, ponendo il problema della vendemmia 2020, no? Le strategie che metterete in campo per la vendemmia e quindi per fronteggiare presumibilmente non lo so se c'è, però sento tante realtà del vino che appunto mettono l'accento sul fatto che le cantine, insomma, cioè si vende meno, quindi c'è un avanzo di vino, no? Si parla della distillazione, si parla di misure varie per venire incontro a questo periodo d'emergenza. Come la pensa il consorzio sulle tematiche che appunto derivano dall'emergenza? Se partiamo da una visione generale italiana, devo dire che ancora prima del coronavirus in Italia si è notato che la produzione è ormai superato praticamente quelle che sono le vendite, no? E quindi siamo già a livelli produttivi un po' troppo sostenuti. Per quanto riguarda il Soave, abbiamo cercato, soprattutto negli ultimi anni, di anticipare eventuali giacenze inopportune con un grande lavoro di squadra di programmazione. Già 2 o 3 anni che grazie praticamente a degli accordi pre-vendemmiali noi a Soave sappiamo indirizzare al carico
di vino soave per la vendemmia futura che verrà, una quantità prestabilita, non andiamo a casaccio. Anche nel 18, per esempio, una produzione enorme di uva in tutta Italia, straordinaria come quantità, abbiamo gestito le cose talmente bene che abbiamo praticamente caricato circa il 60% del potenziale massimo del soave. Non abbiamo caricato tutto. Il 40% è stato destinato ad altre vini, cioè potrebbe essere il Garda, potrebbero essere gli GT, Garganega o quant'altro, ma il soave è organizzato e gestito perché ogni vendemmia in base all'imbottigliato dell'anno, dei mesi che vengono monitorati gli imbottigliamenti mese per mese, noi giochiamo di anticipo e questo ci ha sempre salvato e mantenuto il soave in posizione sempre non troppo abbondante. Però quello che c'è da dire adesso è anche vero, come hai detto tu Maria Grazia, soprattutto la giacenza nelle piccole cantine. Le piccole cantine, chi lavora esclusivamente con la ristorazione, con i bar, wine bar e notechi così, tutto il mondo è fermo, la ristorazione di tutto il mondo è ferma. Quindi anche dall'estero gli ordini sono molto minimi e quindi è vero che nelle piccole aziende chi non è organizzato, chi non lavora con la grande distribuzione è penalizzato in questo momento, ma molto penalizzato. Però questo sicuramente avremo modo come consorzio, io mi sono già buttato avanti perché come consorzio dobbiamo intervenire e aiutare quelle aziende che possono avere problemi di stoccaggio in qualche modo, no? In qualche modo perché la vendemmia fra 4-5 mesi insomma è porta e quindi bisogna portare a casa l'uva e vendemmiarla. Faremo un grande lavoro però anche in vigna nella riduzione delle rese, quindi è inutile produrre tanto, produrremo meno di qualità migliore e il tutto praticamente andrà per favorire una migliore qualità del vino del 2020 e soprattutto anche così per fare sì che nelle cantine non esuberi il soave. Il soave deve essere sempre fatto per quello che serve. Sì, perché Valeria Biondaro segue un po' la domanda di Maria Grazia e dice, una domanda che pone anche lei, sarà ipotizzabile la distillazione obbligatoria come fatto qualche decennio fa? Bah, per me era una forma interessante, avevo fatto una proposta personale così, era interessante se a livello nazionale fosse stata data non tanto per distillare i semplici vini da tavola che praticamente valgono già il costo delle distillazioni, quei 30-35 centesimi al litro, noi non possiamo distillare il soave a quel valore lì, naturalmente, certo. lo perdiamo. Io avevo chiesto e avevo detto fate una divisione di tutto il budget disponibili, che ne so, sono 70-80 milioni di euro a livello nazionale per le varie denominazioni, ogni denominazione utilizza il proprio budget assegnato in base alla dimensione della denominazione e quel budget lì veniva praticamente utilizzato per mandare eventualmente in distillazione i vini di pressatura della denominazione, cioè i vini di secondo livello, quindi snelliva quella che era ulteriormente la giacenza della cantina, si potevano eliminare questi vini torchiati, cioè diciamo vini di pressatura che hanno meno qualità e di conseguenza garantire anche una redditività per il viticoltore o per la cantina insomma, che vinifica, interessante. Però poi sai, a livello nazionale ci sono non solo vini DOC, ci sono gli GT, ci sono i tavola e lì devono vivere un po' tutti e è difficile, ma comunque speriamo che qualcosa arrivi. Certo. Puntiamo. Io penso che siamo addirittura d'arrivo, vero Luigi? Sì, mancano 2 minuti io volevo alzare il bicchiere e fare un brindisi a chi ci ha seguito e li ringrazio, a voi, a te Luigi che ci hai dato questa opportunità, ma il brindisi più, come dire, il brindisi del cuore va a Sandro, non soltanto perché è qua come produttore, ma perché in questi giorni più o meno sono scaduti i primi 2 anni della esatto. e 2 anni fa in questi giorni veniva insignito del compito del grande compito di guida della denominazione, quindi complimenti. Ringrazio
Complimenti. Ti ringrazio per la mia salute, per la presidenza, ma comunque ci tengo a dire che ho messo anche, oltre l'anima e il cuore per tirare su il Soave, e vorrei veramente essere seguito soprattutto in questo momento particolare da tutte le cantine, dei produttori piccoli, grandi, perché voglio portare il Soave in alto. E allora non voglio tentennare. L'ho detto proprio ieri ad Aldo e la Chiaro, ho detto, ragazzi, se sono 2 anni che sono passati, se quest'anno abbiamo dei risultati concreti e mi ascoltate, rimango, se no scappo. No, assolutamente. Non devi scappare, perché io ci metto la faccia, ci metto il cuore, l'anima, però vorrei insomma che ci fosse un cambiamento epocale per il Soave. Vorrei che fosse veramente ritornasse a essere è già amato nel mondo, ma ancora di più e fosse veramente valutato per quello che è ed ammirato. Un vino grande, vino bianco allora italiano. Va bene? a noi. Salute. Allora, intanto un bel cin e cin. Salute. Grazie. Adesso ringrazio tutti coloro che ci hanno seguito e continuate a farlo, perché con oggi finisce la settimana delle dirette, ma lunedì riprendiamo. Seguite il nostro sito Venezia Channel, perché attraverso il sito trovate tutto il palinsesto dei nuovi ospiti, e da lunedì ci sarà questa riapertura che ancora non sappiamo bene nei modi e nei tempi come sarà. Però non è detto che magari una delle prossime dirette veniamo a farle da te, Sandro, magari una bella prospettiva, perché avere ormai sempre queste spalle... Andiamo in vigna, la prossima volta. Ci mettiamo Posso lì. venire a fare una passeggiata in vigna? Esatto, perché poi possiamo fare le dirette anche con i telefonini, quindi possiamo farle mobili completamente. A distanza di sicurezza, e sono anche più belle per chi ci guarda, perché effettivamente vede anche un pezzo del paesaggio. Ora mando una breve sigla di chiusura che è di un cantautore che mi piace molto, si chiama Cece Barretta, è un po' una canzone dedicata al momento, si chiama Tutto passerà, appunto questi momenti che si stanno evolvendo. Mi piace perché la persona alla fine si toglie la mascherina, un po' quello che spereremo di fare noi, prima o poi arriveremo a non doverla più utilizzare. Quindi vi chiedo di rimanere ancora collegati, guardare questa canzone, e ci ritroveremo qui per l'ultimo saluto finale prima di andare via. Adesso la mando e così la vediamo, la guardiamo insieme. Costruire un futuro migliore, che tutto passerà. Vorrei tanto abbracciarti, vorrei starti più vicino e a ridere e scherzare con un bel bicchiere di vino. Vorrei tanto abbracciarti, vorrei tanto stare insieme. Sai che non posso farlo, è perché ti voglio bene. Eccoci ritornati in diretta con la speranza di poterci togliere anche noi la mascherina. Alla prossima occasione, e grazie ancora di essere stati qui con noi. Ciao a tutti ragazzi. Grazie Luigi, grazie Maria Grazia. Ciao a tutti i telespettatori.